Gentili telespettatrici, gentili telespettatori, ben ritrovati al nostro appuntamento con Veneto Democratico. Davvero tanti temi che toccheremo oggi, lo faremo come sempre con graditissimi ospiti. Io ringrazio di essere in studio Vanna De Tomi, che è dell'Associazione Vittime della Strada di Padova. Grazie signora De Tomi per la sua presenza oggi qui con noi. Grazie accanto a lei ad Elisa Cavazza, che è coordinatrice dei giovani del Partito Democratico di Verona. Grazie Cavazza per la sua presenza. Da quest'altra parte invece abbiamo due consiglieri regionali e sono Franco Bonfante, grazie per essere con noi oggi a Bonfante, e grazie a Igino Micheletto che è accanto a lui con noi in studio. Allora, cominciamo da Elisa Cavazza, cominciamo con il primo tema, che è quello dei giovani, la scuola e l'università. Sono giorni in cui lo stiamo sentendo, leggendo, lo stiamo documentando con i nostri telegiornali. Questi mondi, i mondi dell'istruzione, sono in subbuglio. Cavazza, perché e con che motivazioni? Le proteste di questi giorni, che riguardano tutto il ciclo scolastico, dalle scuole elementari addirittura dell'infanzia fino all'università, fondamentalmente sono delle proteste pacifiche e legittime, perché le legittime preoccupazioni degli insegnanti, soprattutto dei genitori, oltre che degli studenti e dei lavoratori precari dell'università, devono essere ascoltate dal governo. A maggior ragione di fronte a un decreto, quello Gelmini, che viene presentato appunto come decreto e quindi che priva in qualche modo il Parlamento della sua funzione legislativa su un tema così importante. Penso sia la prima volta che una riforma della scuola non è basata su un progetto pedagogico educativo, ma è semplicemente una voce di spesa da tagliare. E quindi la preoccupazione è legata a un peggioramento qualitativo proprio della scuola, per quanto riguarda ad esempio la scuola primaria, che tutti i monitoraggi internazionali ed europei ritengono una delle migliori per quanto riguarda l'Italia. Il ritorno al maestro unico è anacronistico in qualche modo, perché non riesce più ad affrontare la realtà sociale anche di quel microcosmo sociale e culturale che è la scuola, che è la classe. Oltretutto, nel momento in cui il ministro Gelmini dice che in qualche modo, anche se nel decreto non è previsto, verrà garantito comunque il tempo pieno. Anche qui bisogna capire come, perché il decreto appunto prevede che lo Stato garantisca le 24 ore settimanali e poi il resto probabilmente passerà di competenza agli enti locali, se trovano i soldi. Ecco, in un momento così, spesso queste scelte, lo si è detto tante volte in tante nostre trasmissioni, sono dettate dalla voglia, dal tentativo di risparmiare in un momento di crisi particolare, quasi fosse questa la linea. Molte volte l'abbiamo detto, campi come l'istruzione e la sanità non sono quelli dove il criterio primo deve essere il risparmio, però Cavazza non si nasconderà che stiamo vivendo un momento molto difficile. I giovani oggi sono a scuola, i bambini sono alle elementari, sono lontani, lasciamoli che si divertono, però i giovani che frequentano le superiori, quelli che frequentano gli atenei, hanno davanti anche un'idea di futuro che si fa abbastanza fosca. Beh, i giovani sono molto preoccupati, non lo sono soltanto a partire da adesso, cioè dalla crisi economica che c'è sui giornali negli ultimi giorni, ma sono in qualche modo preoccupati già da tempo, perché costituiscono una sorta di anello debole nel mercato del lavoro italiano. La crisi economica di adesso, da finanziaria, è passata a diventare una crisi economica reale, quindi è necessario tornare ad aiutare, a sostenere a livello anche sociale tutte quelle fasce che sono più deboli, i giovani in primo luogo. Il precariato, nel momento in cui non possiamo garantire, perché il mondo è cambiato, perché il mercato del lavoro è cambiato, non possiamo garantire il posto di lavoro fisso. In qualche modo però quelle sacche di vero e proprio sfruttamento dei giovani vanno eliminate, vanno estesi tutti i diritti fondamentali a tutti i contratti, anche quelli atipici per esempio. E in qualche modo bisogna che le diverse esperienze di mobilità riescano a diventare un insieme di esperienze che fanno curriculum e che permettono magari al giovane poi di iniziare qualche cosa di proprio, di mettersi nel mercato del lavoro con un bagaglio di esperienze molto forte, mentre al momento il precariato è visto come un parcheggio di poco tempo senza rientrare all'interno di un progetto lavorativo che possa essere a lungo termine, in qualche modo. Se penso che tante volte i giovani vengono accusati di lamentarsi e di non voler fare, sentire il ragionamento in cui quello che è il precariato può invece diventare un'esperienza di vita e qualcosa da mettere insieme, davvero ribaltiamo quell'ottica un attimo, che rispetto alle giovani generazioni, Cavazza, forse se ne facciamo fate un po' un'idea troppo cattiva dai nostri osservatori di adulti, è così? In qualche modo noi ci adattiamo già a quest'idea della flessibilità, però vogliamo anche delle garanzie, non vogliamo essere soltanto sfruttati, perché ne va dello sviluppo dell'Italia.
Chiarissimo. Ci spostiamo da quest'altra parte con Franco Bonfante, con lui ci spostiamo a Verona, ma non solo, per parlare di traffico, di mobilità. Dicevo Verona e non solo, perché ogni tanto il cittadino apre il giornale locale, legge che le tangenziali da Padova a Verona, passando per Vicenza, diventeranno una cosa unica, poi magari legge in piccolo in fondo che forse le dovranno pagare. Cosa sta succedendo, Bonfante? Proviamo a spiegarlo a chi sta a casa. Quel forse purtroppo lo togliamo? Lo togliamo, sicuramente vanno pagate, cioè c'è un progetto avanzatissimo, perché c'è già la gara in corso in pratica, per il quale le tangenziali Padova, Vicenza e Verona saranno unite e diventeranno una seconda autostrada affiancata alla Serenissima attuale da Milano-Venezia. Motivi ce ne sono, giustificazioni ce ne sono, perché il traffico continua a aumentare, quindi c'è bisogno di rafforzare. Basta percorrerla. Il problema reale è che però, io parlo per quanto riguarda la tratta veronese, e credo che però ci sia una parte di verità anche per le altre due province, soprattutto per Vicenza. Unendo queste tangenziali che oggi sono gratuite, domani saranno a pagamento, e saranno pagamenti salatissimi. Pensate che è prevista una tariffa, la ditta, la società che ha vinto la prima procedura, prevede dei costi altissimi, cioè fermi al 2006, cioè vuol dire che quando sarà finita, 2013-2014, ci sarà un aumento da almeno del 20-30%, da quello che dico oggi. Sono previste delle tariffe che superano 1 euro ogni 10 km, cioè vuol dire che per fare 100 km si paga più di 10 euro. Al 2006. Fate i conti, aggiungete almeno il 20% col tasso di inflazione che sarà del 4% medio oggi, e arriviamo a 12-13 euro per fare 100 km. I veicoli commerciali pagheranno molto di più, pagheranno quasi 20 euro. Quindi cosa succede? Succede che oggi la tangenziale sud di Verona, che è in pratica quasi la circonvallazione di Verona, dove chiunque, tutta la provincia va su questa tangenziale per poi decidere come distribuirsi sia nella città sia nella cintura urbana, passerà a pagamento. C'è un'opera già pagata con le nostre tasse, già realizzata, sarà incorporata nell'autostrada e diventerà a pagamento. Bonfante, ma le chiedo scusa, se abbiamo messo un decennio, forse anche qualcosina in più, a convincere a Verona, ma anche a Padova, la gente, invece di stare in città, a girarci attorno con le tangenziali, no? Perché siamo stati in città inquinate, stiamo tutti in coda, giriamo intorno, che così ci si muove. Adesso però se le mettiamo a pagamento, l'impressione è che li ributtiamo dentro le città, queste persone, perché da qualche parte andranno pure. Soprattutto chi lavora o chi studia e la frequenta tutti i giorni, o per motivi di affari o altri motivi, la frequenta tutti i giorni, a un certo punto si accorgerà che i 2-3 euro al giorno o anche i 5 euro al giorno diventano a fine mese eccessivi, e quindi cercherà altre vie, e quindi entrerà in città oppure entrerà in altre vie magari non adatte a un traffico forte, e così ci saranno, tutto quello che si cerca oggi di togliere sarà invece decuplicato, e quindi sarà un peggioramento sicuramente dell'inquinamento e sicuramente dell'intasamento della città di Verona. Ci saranno più difficoltà per tutti quelli che dalla provincia vanno in città, e quindi si creeranno dei problemi sia di carattere economico sia di carattere viabilistico e di inquinamento di traffico. Quindi noi siamo assolutamente, come Partito Democratico, abbiamo dichiarato a Verona di essere assolutamente contrario non tanto al fare la seconda autostrada, anche se, attenzione, questa è un'autostrada che va a servire gli stessi territori, gli stessi comuni già serviti dalla prima autostrada. Dall'A4. Dall'A4. Quindi nessuno di questi enti lo chiede, cioè non c'è nessun sindaco di questi territori che chiede una seconda autostrada, anzi hanno già dei problemi notevoli con la prima. C'era la possibilità di prevedere degli altri tragitti che portassero questa autostrada in luoghi che chiedono invece maggiori infrastrutture. Questo non è stato pensato, non è stato fatto, è stato un grave errore. E poi c'è il grande tema, secondo me, di ripensare la mobilità, perché così non si può più andare.